Allora, eccoci qui, ben ritrovati. Siamo passati da un social a un altro, proprio non è un social, ma siamo sbarcati su YouTube per raccontare e raccontarci un po' di cose importanti, come sempre. La verità in diretta sbarca appunto su YouTube, guardate dietro di me c'è proprio la scritta, quindi non ci sono assolutamente dubbi, sono io, Roberto Biasotti. Bene, allora iniziamo subito queste nuove puntate, questa linea di demarcazione tra il social e per l'appunto quest'altro canale informativo per parlare un po' di tutto, parlare di quello che rappresenta la nostra Italia, quello che sta succedendo, eccetera. E in realtà c'è una situazione che si sta verificando, che si sta per verificare in realtà a Roma, questo sabato 18, dove dovrebbe esserci un insieme, una manifestazione dove ci sarà appunto la prima confederazione proprio di associazioni politiche, associazioni anche animaliste, per migliorare un po' questi criteri così scriteriati, consentitemi il termine, che stanno accadendo in Italia. Però è successo cosa? È successo che il leader, il fondatore amministratore anche del gruppo Siamo il popolo sovrano libero democratico no Europa no euro, Carmine Stellaccio ha declinato l'invito e questa sera lui ci deve spiegare per quale motivo ci sarà la sua assenza appunto a Roma. Intanto benvenuto Carmine. Buonasera Roberto e buonasera a tutti coloro che ci ascolteranno. Allora, cosa è successo Carmine? Tu eri molto contento e convinto di questa tua partecipazione, hai invitato tantissime persone, tanta gente a manifestare ed essere lì presenti, poi improvvisamente si è spenta una luce. Cosa è successo? Si è spenta una luce per un semplice motivo, perché intanto il progetto che avevo portato avanti io fino a qualche giorno fa era totalmente diverso da quello che si voglia, o almeno avevo capito io qualche ora fa, che si voglia fare a Roma. Certo. E io avevo paventato a tutti di creare una costituente tre gruppi, non una costituente di tipo costituzionale, ma una costituente tre gruppi, quindi una costituente federale, tre gruppi, e associazioni, movimenti, partiti nazionali popolari, quelli che non sono nell'arco parlamentare, quindi al Parlamento oppure alle Camere. E quindi si voleva praticamente dare spazio e soprattutto visibilità, dignità e trasparenza a tutti, dove si sarebbe poi alla fine dei lavori si sarebbe fatto un documento unico con delle proposte votate per maggioranza ad alzata di mano, sarebbero entrate nel documento e sarebbe diventato poi, come dire, un protocollo d'intesa d'azione. Invece da quello che da quanto ho avuto da dire con uno dei tanti partiti che facente parte di quest'altra organizzazione, che mi sono agganciato dando anche modo e motivo di maturità politica, perché sostanzialmente loro mi avevano scavalcato e io a questo punto cosa ho fatto? Per far sì che diventasse un oggetto ancora più importante, quindi con maggiore partecipazione, ho fatto io un passo indietro, mi sono ascoltato loro, però ieri è scattata la molla sul personalismo e soprattutto anche sull'arroganza politica, e quindi a questo punto hai preferito non andarci? È venuto meno proprio il concetto del dialogo, soprattutto del senso democratico delle cose. Certo, che in realtà tu hai ravvisato un po' una sorta di situazione piramidale, no? Un po' come che è la politica adesso, insomma c'è un capo, i sottocapi, i sudditi, eccetera, eccetera. Anche se poi abbiamo avuto magari anche un chiarimento, però dopo che avevo già organizzato tutto una ritirata, dicendo che c'era stato un primo quo, però io a quel punto non credo più fatto, perché c'è stato proprio un attacco quasi all'evento, dicendo siamo noi che organizziamo e da tanto che ti stiamo dando dello spazio. Ho capito. A quel punto io, nonostante abbia fatto un passo indietro e mi abbia messo a partecipare con gli altri, a quel punto io mi sono sentito oltre che ferito, ma anche
dire, snobbato e minimizzato, ecco, reso minimo il mio sforzo e il mio impegno messo circa 2 mesi, insomma. Quindi praticamente è venuta meno un po' la tua motivazione indirizzata verso... È venuto meno, Roberto, il concetto di cooperazione. Cooperazione, sì, certamente. Che poi si fa, a questo punto si fa lo stesso gioco che fanno gli altri, quindi o ci si propone in una veste diversa, oppure insomma sembra poi rimpastare le stesse situazioni da questo punto di vista, anche se poi spezzo una lancia a favore di tutti quelli che stanno vivendo questo momento molto particolare. Io comunque mi permetto di fare i miei bocca al lupo a coloro che ci andranno, si siederanno, vorranno fare un discorso piramidale, facciano come vogliono fare la federazione, vogliono organizzare quello che vogliono, io gli faccio il mio bocca al lupo. Non è la strada giusta, secondo come la pensiamo, penso io come gruppo e magari altri gruppi, è un discorso più, come dire, oggi c'è bisogno più di una trasversalità e quindi di un discorso parallelo, lineare, come dire, orizzontale e non verticistico piramidale. Però ognuno prende poi la propria strada, però questo è una cosa che lederà, soprattutto il tempo passa e lederà soprattutto, come dire, il successo, quindi come dire, metterà in discussione il successo poi dell'operazione, che è poi ovviamente di creare come dire, un unico corpo e soprattutto un unico legante con il popolo italiano, quindi a far sì che il popolo italiano possa veramente, come dire, fidarsi, però se ci sono tutte queste scissioni, spartizioni e ognuno fa la propria iniziativa e non si va da nessuna parte. Certo che con queste disgregazioni alla fine davvero diventa tutto difficile anche ribaltare questo sistema che comunque ci sta privando di libertà e anche di aria a questo punto. Bene, io Carmine ti ringrazio per questo appuntamento, sai che gli appuntamenti su YouTube sono più brevi del previsto e spero di essermi mantenuto nei tempi limite, nei tempi previsti, insomma, di non aver sforato e di non averti fatto sforare nella tempistica su YouTube. Assolutamente no, anche perché poi riprenderemo questo discorso sicuramente, sarai ancora ospite. Io vorrei chiudere con un appello che quest'anno ho fatto poche volte, ma è implicito in quello che io dico e nei miei post, in tutto quello che faccio solitamente nella mia vita: non abbandonate gli animali, mi raccomando. Si allega anche l'ammonimento di Carmine, presumo. Se posso mi associo e dico anche un'altra cosa. Gli animali hanno un cuore e hanno un'anima. Assolutamente sì, e sono anche spesso e volentieri meglio degli esseri umani. Grazie a Carmine Stellaccio, ci sentiamo prossimamente ancora per aggiornamenti, sempre per quanto riguarda il tuo gruppo e tutto quello che fai, che è veramente encomiabile. Grazie Carmine. Grazie mille Roberto. Bene, prima puntata della Verità in Diretta versione YouTube, questo confine che abbiamo tracciato tra l'altro social e quest'altro modus operandi di divulgare notizie, e ci sentiamo prossimamente, non posso dire domani, dopodomani, vedremo con altri ospiti, sempre a sorpresa. Voi poi condividete chiaramente questo video e iscrivetevi nel canale, dentro il canale, vi buttate nel canale proprio, il canale La Verità in Diretta Roberto Biesotti. Baci a tutti, come sempre la motivazione sia con voi. Ciao!